combinato disposto della carenza dei medici di medicina generale e l'allungamento delle liste, rischiamo di avere in provincia di Treviso un servizio sanitario nazionale da buttare. È impietosa la fotografia aggiornata alla sanità territoriale trevigiana scattata dal sindacato dei pensionati della CGIL, un quadro che resta grave nonostante l'annuncio da parte dell'ULSS 2 dell'assunzione di 38 specializzandi da qui ai prossimi mesi. Ora, dicono dallo SPI, manca l'appello circa un centinaio di dottori di famiglia con territori più sguarniti di altri. Abbiamo ancora 77 zone carenti ed equivale a un bacino di assistiti attorno ai 115.000 e in particolare che queste zone carenti abbiano ormai il rischio di una cronicità che va dal 2019 al 2022. Abbiamo la zona del Corniglianese e Vittoriese che è in costante carenza. Non è un caso che siano sempre più frequenti veri e propri fenomeni di pendolarismo. Abbiamo avuto anche delle realtà per cui dovevano fare 30 km per raggiungere il medico. E questo nel giorno in cui Treviso risulta essere a livello nazionale una delle 39 province dove lo squilibrio tra professionisti sanitari e cittadini è più marcato. Questo almeno il risultato del progetto europeo EU4Health presentato a Roma. Per la CGIL locale c'è poi un'altra questione e riguarda il numero di assistiti pro capite per ogni medico di famiglia. In alcune zone, come nel distretto 4 dell'Asolo Castelfranco, nel distretto 3, i medici che superano i 1800 raggiungono il 30%. Situazione che per lo SPI potrebbe essere superata solo con l'assunzione diretta dei medici di base da parte delle ULSS, il finanziamento regionale di tutte le borse di specializzazione, lo sgravio delle attività burocratiche in capo ai medici. Abbiamo proposto non da adesso, ma da mesi, se riusciamo, faremo fronte comune ULSS, parti sociali nei confronti della regione, lo dico chiaramente. Chi ci sta, chi non ci sta, vabbè, vuol dire che ha altre idee.